Covid, il Veneto è un pianeta che oggi gira al contrario rispetto alle altre costellazioni italiane. Numeri in calo da gennaio, mentre tutto intorno la linea dei contagi si impennava. Eppure ci sono dei segnali, qualcosa sta cambiando. Nuvole all'orizzonte, colorate di arancione. C'è una tendenza all'aumento dei positivi. Quindi di preoccupazione ce n'è. Primo perché dal punto di vista sanitario noi dobbiamo evitare di tornare a creare pressione ospedaliera. Due, perché voglio ricordarvi che con i parametri di oggi R/T 1 si va in zona arancione. Ora la partita si gioca su due fronti. Il primo è quello delle aggregazioni, per cui fino a oggi teatri, ristoranti, bar sono finiti in clausura, mentre la scuola è aperta. Che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. Siccome la scuola è una realtà sacra, è la sublimazione di quello che è la formazione dei nostri ragazzi, della cultura, di tutto quello che volete, ma se la guardiamo meramente da un punto di vista epidemiologico, cioè gruppo di persone che stanno in una stanza, mi fermo lì, il CTS deve dirmi per quale motivo altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. L'altro fronte è quello dei vaccini, per cui Zaia pone una questione. Ho richiesto che si vada a valutare l'opportunità, e guardate qui, lo dico in punta di piedi perché io non sono un esperto, l'opportunità diciamo scientifica e se volete anche organizzativa di pensare anche nella ristrettezza delle dosi se è più da un punto di vista sanitario conveniente fare una dose a tutti o fare due dosi a pochi. Però il tema vero qual è? Ci vuole l'autorizzazione, noi non possiamo decidere di fare una sola dose, perché se poi non è autorizzata, la prima dose richiama la seconda, perché poi la nostra controparte diventa il singolo cittadino che dice io ho diritto alla mia seconda dose, perché non l'hai accantonata? Se la comunità scientifica ci dice che la possiamo fare anche tra 3-4 mesi che non succede niente, a quel punto state tranquilli che one shot, one spot, cioè un'iniezione a testa e basta finché non è finito il giro.